Eder. Mac. Pallister. Andremo al cimitero, dobbiamo far rumore, e lo faremo come sappiamo farlo, pregheremo. Liliana era sempre sorridente, mai arrabbiata, non si litigava con lei, non era possibile, era riservata ma anche di compagnia. Lei aggiustava i problemi, non li creava. Quando c'era qualche problema in famiglia, lei sapeva sistemare le cose, mi confidava i problemi solo dopo averli risolti. Solo allora raccontava che cosa era successo. Una persona molto positiva, non voleva farsi la tinta. Quando sono cominciati i primi capelli grigi ha risolto così, col ciuffo di capelli biondo. Non si truccava molto ma non usciva mai senza rossetto. Io le dicevo che era una perfettina, ci frequentavamo nelle occasioni familiari importanti, eravamo sempre assieme, battesimi, compleanni, matrimoni. Il marito faceva anche il fotografo di famiglia, poi tra noi c'era una differenza di età, io sono più grande, ho 71 anni, lei ne aveva 63, c'erano gli impegni di famiglia, e abitavamo distanti anche quando ancora stavo a Trieste, prima di trasferirmi in Slovenia, ma in quelle circostanze, ci riunivamo sempre. Conoscevo Claudio Sterpin come bersagliere. Lei mi aveva raccontato del loro rapporto da giovani, allora so che si erano frequentati, anche perché lui guidava l'autobus, l'unico che arrivava a casa di Liliana. Liliana non si è assolutamente suicidata, nessuno me lo toglierà dalla testa, fino alla fine dei miei giorni. Lei è stata suicidata, e non è morta lì, non è morta il 3 gennaio 2022, lei è morta il 14 dicembre 2021, il giorno stesso della scomparsa. Sono convinta che Liliana sia stata uccisa e il suo cadavere sia stato occultato, assolutamente sì. Mi fermano per strada, mi riconoscono nei supermercati, e tutti mi ripetono la stessa cosa. Liliana non si è suicidata, le scarpe pulite, i vestiti anche, ma come è possibile? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.